L'Axe rispetto ad altri enti è sicuramente più piccino, sicuramente anche più grande di altri, ma ce ne sono molti più grandi di noi. Sta nel mezzo, ma. Sta un po' nel mezzo, però sicuramente non è mai stata nostra volontà fare la corsa ai numeri, ma più che altro una corsa alla qualità. Ci riusciamo? Non ci riusciamo? Quello è l'intento. Certe volte naturalmente possiamo migliorare, si può sempre migliorare, e naturalmente lo stimolo dei nostri soci e in primis dei dirigenti associativi che hanno contatto con noi è sicuramente il primo motore per migliorare. Non è l'unico, e vado anche un po' al tema di questa sera. Un altro motivo per fare sempre meglio è che la normativa si muove, la normativa anche del terzo settore si muove, recentemente si è mossa anche troppo, io direi, però nella rincorsa a rispettare la normativa, a questi adeguamenti, c'è anche uno sforzo continuo da parte di tutti noi come dirigenti di un'associazione di coordinamento nazionale, voi nelle vostre realtà territoriali, uno sforzo continuo ad un adeguamento che è un adeguamento anche in questo caso su standard probabilmente qualitativamente migliori, anche se la normativa molto spesso, e magari adesso lo vediamo, si muove dal punto di vista dello Stato più nella tutela dei propri interessi economici, fiscali e altro, più che negli interessi associativi. È anche vero che però in questo sforzo di dare una organicità alla materia ci sono anche degli standard appunto da applicare che sicuramente possono migliorare anche la nostra attività. La più importante novità per quanto riguarda le associazioni, io ho sentito già parlare dalla Gerarda di associazioni di promozione sociale. Perché? Perché probabilmente è la formula associativa che più si confà a gestire delle attività come le vostre, ma in realtà la nuova struttura normativa non si occupa solo di associazioni di promozione sociale, ma si occupa di tutti quelli che appunto con la nuova normativa si chiamano enti del terzo settore, quelli che una volta si chiamavano enti non commerciali e che adesso con la nuova evoluzione si chiamano enti del terzo settore, perché dentro gli enti del terzo settore non sono soltanto quelli non commerciali, ma ci sono anche quelli commerciali. Già questa è una grande novità. Ma andiamo per ordine. Mi aiuto un po' con le slide, ma in realtà cerco di fare una chiacchierata con voi. Allora, intanto, qual è lo stato dell'arte? Giusto per capirci, chi di voi lavora, opera, eccetera, all'interno di un'associazione? Basta? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, perfetto. Ce ne sta. Perfetto. Bene, in questo momento voi probabilmente avete un'associazione regolamentata da uno statuto e secondo le norme attuali applicative che si rifanno sostanzialmente all'articolo 148 del TUIR, del testo unico delle imposte sui redditi, probabilmente voi siete configurati in questo modo. Avete dei soci, voi fate un'attività istituzionale che è stabilita dal vostro statuto, quindi l'attività olistica più o meno ben delineata negli scopi sociali del vostro statuto, la fate nei confronti dei vostri associati. Questo vi permette, grazie al 148 del TUIR, di defiscalizzare, quindi di non dover pagare tasse sui corrispettivi che i vostri associati vi danno per svolgere, per aderire, per essere utenti dell'attività svolta dalla vostra associazione. La vostra è probabilmente un'associazione di tipo culturale, sociale, eccetera.
probabilmente non è né religiosa né sportiva. Lo dico perché questo poi... ASDN non ha niente a che vedere, le società sportive dilettantistiche. Una società sportiva dilettantistica è una SRL ed è regolamentata da una normativa che è diversa dal codice del terzo settore. Però attenzione che anche questo è un provvedimento di fine 2017, prima si parlava del 13 anno di grandi variazioni, anche il 17 è stato anno di grandi variazioni, il 13 e il 17 sarà che portano fortuna, ma... Uno porta sfortuna, uno porta fortuna, a seconda delle culture. Ok. Che in America per esempio il 13 porta sfortuna, a Napoli invece fa fortuna. Io sono nato il 13, quindi non posso che pensare che porti fortuna. Bravo. Ma ci sono state delle novità anche nel settore sportivo. Nel settore sportivo c'è stata una riduzione sostanzialmente delle attività che un'associazione sportiva dilettantistica o una società sportiva dilettantistica possono mettere in atto. Quindi viene maggiormente richiesto, uno, che l'attività sia sportiva, anche quella di tipo formativo. Seconda cosa, prima ogni disciplina sportiva andava bene, adesso soltanto le discipline prettamente elencate dal CONI. Quindi la formula che noi spesso vedevamo di associazioni sportive dilettantistiche che all'interno fanno anche di tutto e di più, bene, è una struttura che non tiene più e che se qualcuno la mantiene è sicuramente a rischio di controlli e di sanzioni. Ci ho lavorato in una struttura del quello che stavo vedendo. Sì. E ho visto di tutto di più. Anch'io. Volevo capire come... Allora, io ho iniziato a occuparmi di associazioni a 14 anni, ne ho 52, ne ho viste... Di corte di più. Sì, c'è la famosa frase di Blade Runner che voi umani non avete idea. Bene. Queste novità sono, torno alle associazioni culturali, di promozione sociale, eccetera, sono condensate nel codice del terzo settore, che è una normativa introdotta a fine 2017, metà 2017, con il decreto 117, decreto legislativo 117 del 2017, appunto. È una normativa che ha seminato un po' il panico perché va a toccare un po' tutto il settore associazionistico e non solo, ma limitiamoci a quello. In realtà tutto questo panico in questo momento non lo si deve avere perché questa è una normativa che per essere applicata ha bisogno ancora di 3 elementi. Primo elemento, una serie di decreti attuativi che grazie a un cambio di governo, grazie a una lentezza generale legislativa, eccetera, stanno arrivando con molta lentezza. Seconda cosa che è necessaria è l'introduzione di quanto è previsto dal decreto stesso, cioè l'istituzione di un registro unico del terzo settore, che è un registro al quale tutte le vostre associazioni dovranno iscriversi per poter avere le agevolazioni che la normativa dà. Non è un obbligo, è un obbligo per chi vuole le agevolazioni di tipo fiscale e amministrativo. La terza cosa è che siamo sub judice rispetto alla Unione Europea, che sapete nell'Unione Europea c'è una normativa che vieta gli aiuti di Stato. Ogni volta che c'è una normativa agevolativa, questa normativa deve essere inviata alla Commissione Europea che valuta se trattasi di aiuti di Stato oppure no. L'Unione Europea, la Commissione Europea, si è presa fino al 31/12 del 2019, quindi tutto il prossimo anno, per dire, quindi malgrado il codice del terzo settore sia operativo
dall'agosto del 2017, ci sono poche norme che sono partite immediatamente, poche norme che sono partite col 1 gennaio 2018, la maggior parte invece partirà probabilmente con il 2020. A chi si rivolge? Allora, quindi la fase transitoria è sostanzialmente fin tanto che non c'è questo registro unico al quale iscriversi. In realtà alcune agevolazioni sono state già introdotte con il 1 gennaio del 2018 e sono delle agevolazioni molto parziali e soprattutto rivolte a una platea molto ristretta di enti del terzo settore. A queste agevolazioni sono destinate a chi è iscritto ai registri preesistenti, quindi i registri del volontariato, i registri della promozione sociale e i registri delle ONLUS. Le associazioni che sono iscritte a uno di questi registri possono, in attesa del registro unico, accedere a queste agevolazioni, che sono i social bonus, ma immagino che interessi poco a voi perché sono sostanzialmente un credito d'imposta per chi investe per il recupero di immobili pubblici abbandonati oppure per immobili sequestrati alla mafia. Le agevolazioni imposte indirette sui tributi locali sono anche qua legate a dei provvedimenti di finanza locale, quindi devono essere comunque recepiti dai comuni e dalle regioni e riguardano l'IMU sostanzialmente degli immobili posseduti dalle associazioni, quindi un'esenzione dell'IMU degli immobili posseduti dalle associazioni e utilizzati esclusivamente per attività non commerciale. È cambiata la disciplina delle erogazioni liberali, in realtà sarebbero le donazioni che i terzi vi fanno a voi associazioni, in realtà questa è l'unica norma che veramente pesa di quelle entrate in vigore quel 1 gennaio 2018, e poi le esenzioni IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Cosa significa? Significa che come tutti i contribuenti anche le associazioni possono avere un reddito catastale che quindi va in dichiarazione e va a fare imponibile per l'IRES. Bene, con questa normativa viene escluso dall'imponibile il reddito catastale legato agli immobili destinati esclusivamente all'attività istituzionale. Come si diceva prima, l'efficacia comunque è legata all'autorizzazione comunitaria e all'operatività del registro unico. Quando ci saranno questi nuovi provvedimenti, quando sarà maturo il momento, allora sì, ci saranno una serie di provvedimenti interessanti. Innanzitutto, a parte il primo credito d'imposta per i soggetti che mettono titoli di solidarietà, vabbè, questo riguarda soprattutto le grandi ONLUS, le grandi organizzazioni che emettono appunto titoli di credito, ma in realtà la cosa che ci interessa di più a noi come associazioni di promozione sociale di livello territoriale è tutto il regime fiscale degli enti del terzo settore ai fini delle imposte dirette, il regime forfettario per la tassazione del reddito di impresa per gli enti del terzo settore non commerciali, il regime forfettario per il reddito di impresa delle associazioni di promozione sociale. Queste sono le cose che più ci premono, ovvero, dicevo all'inizio, voi in questo momento incassate dai vostri soci delle quote per l'attività, sostanzialmente in quanto rientranti nel 148, grazie a uno statuto fatto bene, grazie a un'affiliazione, grazie a una serie di cose, poi sostanzialmente non avete un prelievo fiscale sulle vostre quote. Questo resterà anche in futuro?
Allora, il codice del terzo settore ci dice il 148 resta in piedi per alcune associazioni, che sono quelle politiche, voi non siete politici, quelle religiose, non vedo preti, e per quelle sportive dilettantistiche, come dicevo prima, strumento che sconsiglio perché non adeguato da un punto di vista normativo, mentre per quelle culturali, ricreative e sociali basta, il 148 scompare. Se il 148 scompare, cosa significa? Significa che tutti gli importi che voi incassate come corrispettivo di servizi, quindi la quota sociale annua uguale per tutti, no, ma tutte quelle quote aggiuntive che voi percepite per servizi, formazione e quant'altro, bene, quelli ritornano in ambito commerciale, quindi teoricamente nell'ambito di imponibilità fiscale. Cambia molto, cambia assolutamente molto. Però il codice del terzo settore, abrogando questa norma e quindi mettendoci nei pasticci, simultaneamente ci dà anche quegli strumenti per tirarci fuori dei pasticci, naturalmente rispettando i criteri che lo Stato ci chiede. Allora, intanto, prima di tutto, è necessario vedere se le vostre associazioni svolgono una delle attività elencate nell'articolo 5 del codice del terzo settore, per capire se voi potete essere un ente del terzo settore, cioè se potete iscrivervi a quel registro e poi eventualmente vedere se potete aderire alla normativa agevolativa. Prima, sull'introduzione della Gerarda, lei ha fatto un passaggio in cui ha parlato di attività socio-educativa e culturale. Bene, se questa è la vostra attività sociale, beh, io devo dire che possiamo un po' rasserenarci, perché nella ampia elencazione sono diversi punti, c'è anche il punto D, per esempio, l'educazione, l'istruzione, la formazione professionale, le attività culturali di interesse sociale, le attività culturali con finalità educativa, poi l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, l'organizzazione di attività turistiche, forse no, ma insomma, se fate un viaggio potete fare anche bene, eccetera. Quindi diciamo che il primo step per capire se siete all'interno della nuova normativa, diciamo che è positivo. Ok, l'attività ci sta. Tenete presente che è previsto anche che oltre all'attività prettamente istituzionale ci siano attività diverse. L'attività istituzionale adesso si chiama attività di interesse generale ed è importantissimo che l'ente svolga questo tipo di attività di interesse generale, quelle appunto elencate prima, ma è possibile anche che l'ente del terzo settore svolga anche attività diversa. Qual è questa, in maniera naturalmente minoritaria? Qual è questa attività diversa? Beh, non lo sappiamo, perché il codice del terzo settore allo stato attuale è uno dei decreti che stiamo aspettando da parte del Ministero. Dice, il Ministero deve dirci quali sono le attività diverse che noi possiamo svolgere insieme a quelle di interesse generale. Quindi è uno dei vari tasselli che ancora mancano. Ho detto attività di interesse generale e attività diverse. È importante per un ente del terzo settore che vuole configurarsi come non commerciale quello di avere una prevalenza di attività di interesse generali non commerciali. Per un ente del terzo settore, quindi generico, non stiamo parlando di un'associazione di promozione sociale, non stiamo parlando di un'organizzazione di volontariato, ma un ente del terzo settore in generale, si considerano non commerciali le attività di interesse generale, quelle che abbiamo visto prima, svolte a titolo gratuito oppure
con corrispettivi che non superano i costi effettivi dell'organizzazione. E inoltre si considerano non commerciali le raccolte pubbliche di fondi occasionali, i contributi pubblici, la ricerca, gli introiti derivanti da una ricerca scientifica, quando questi introiti vengono poi reinvestiti nella ricerca scientifica stessa, e le quote associative, quelle uguali per tutte, non assumono mai natura di corrispettivo specifico. Faccio un passino indietro, notate la grande differenza. Attualmente lui è un socio della mia associazione, viene a fare un'attività istituzionale, partecipa per esempio a un corso, mi dà a me 50 euro, quei 50 euro, poiché lui è socio, il mio statuto è democratico, ha tutti i criteri necessari e quindi l'attività a cui partecipa è un'attività appunto istituzionale di interesse generale, quei 50 euro adesso sono defiscalizzati. Un domani, con l'introduzione di tutta la nuova normativa, perché un ente del terzo settore possa considerare non commerciali, quindi defiscalizzati quei 50, deve tenere presente se quei 50 coprono esclusivamente i costi effettivi dell'organizzazione oppure se esorbitano. Se eccedono i costi organizzativi, quei soldi diventano un'entrata commerciale. Un'entrata commerciale. Quindi capite come cambia molto. Ma non scoraggiatevi perché poi c'è anche un lieto fine. E cerchiamo anche di avvicinarci al lieto fine. Ulteriori ambiti di attività non commerciale sono riservati nel grande insieme degli enti del terzo settore ai due sottoinsiemi organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale. Però bisogna fare uno step in più, cioè quando ci sarà l'istituzione del registro unico, i requisiti per diventare associazione di promozione sociale saranno più restrittivi, o organizzazioni di volontariato, saranno più restrittivi rispetto a quelli degli enti del terzo settore in generale. Ma quali saranno questi requisiti? Ancora non lo sappiamo perché ci mancano ancora dei passaggi. Ma certamente ci sarà la democraticità della struttura, insomma quei requisiti che in qualche modo già conosciamo. Nel momento in cui noi riusciremo a certificarci all'interno, a registrarci all'interno del registro del terzo settore come associazione di promozione sociale, recuperiamo una decommercializzazione di alcune attività. Per esempio, non si considerano commerciali, andiamo avanti, non si considerano commerciali per le associazioni di promozione sociale i corrispettivi specifici dei propri associati. Quindi recuperiamo quel concetto che è attuale. Anzi, lo viene allargato ancora di più, perché si dirà anche i corrispettivi specifici dei familiari conviventi dei nostri associati e anche i corrispettivi specifici degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale. Tutti quelli che appartengono all'AXE. Tutti quelli che appartengono all'AXE, per esempio. Quindi anche venisse uno con la testa dell'AXE da voi, bene, quel corrispettivo lì è defiscalizzato. Questo è interessante. Le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni, purché cedute prevalentemente ai propri associati, e la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito. Questa è una situazione che può capitare in alcune
associazioni che hanno dei contatti per esempio con dei fornitori commerciali che magari gli danno gratuitamente in stock la merce in scadenza e loro organizzano dei mercatini. È una cosa sempre più diffusa, non so quanto vi possa riguardare specificatamente, però è un settore in crescita. Cioè, esempio, il grande supermercato che invece di buttare via le cose in scadenza, quando manca pochi giorni alla scadenza te le regala e tu le metti, le puoi mettere anche in vendita per i non abbienti, per esempio. Vengono comunque in ogni caso considerate commerciali le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, la somministrazione dei pasti e altre cose che difficilmente voi fate, tipo l'erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere di alloggio, di trasporto e di deposito, le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali e altre situazioni come la gestione di fiere, le esposizioni commerciali, le telecomunicazioni, eccetera. Bene. Per le associazioni affiliate a enti come il nostro restano anche non commerciali la somministrazione, il bar interno, la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi sociali e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. È fondamentale, sarà fondamentale, adesso io non so chi pratica questa abitudine, ma diventa tutto di nuovo commerciale nel momento in cui uno fa pubblicità. Quindi mi viene da ridere perché tutti questi giri a destra e a sinistra mi fa un po' ridere, insomma. Come ti piace invece? No. ok, vediamo un po'. Che cosa succede? Vado un po' avanti. Cosa succede se come ente del terzo settore, quindi che non riesco ad accedere al sottoinsieme dell'associazione di promozione sociale? Cosa succede per tutte quelle quote che io andrei a incassare che vanno oltre ai costi organizzativi diretti? Bene, vengono gestite come attività commerciali, ma si può aderire a un regime forfettario ex articolo 80 del codice stesso, che prevede che fino a 130.000 euro, ci state dentro? Sì. Avete un coefficiente del 7%. Cosa significa? Incassate 100.000, moltiplicate 100.000 per 7%, quindi diventa 7.000, il vostro imponibile fiscale non è 100.000 ma è 7.000, quindi una bella riduzione. Quindi anche qualora la normativa in divenire ci ponesse dei paletti che ci impediscono di entrare nel sottoinsieme delle attività dell'associazione di promozione sociale, comunque fiscalmente potremmo ancora, diciamo, stare bene. Sopra i 130.000 il coefficiente aumenta dai 130.000 ai 300.000 10%, oltre i 300.000 il 17%. Diciamo che l'aspetto più negativo, quindi da un punto di vista di imposte dirette, è assolutamente accettabile, con conseguenze, diciamo, anche limitate. Il problema è che invece da un punto di vista IVA non si hanno agevolazioni, quindi l'ente terzo settore, quindi che non è APS, va in un regime IVA normale sostanzialmente. Paga e scarica? Paga e scarica. Paga e scarica. Paga e scarica. Quindi quello che comprate, gli fate fare fattura e scaricate l'IVA, quello
le ricevute, le fatture che fate saranno imponibili IVA e andrete a versare l'IVA a debito. Questo regime forfettario, che vale per tutti gli enti del terzo settore non commerciali, cioè quelli che comunque hanno una prevalenza di attività non commerciale, quindi di interesse generale, lo si ottiene per opzione, cioè lo si sceglie. Se non si fa questa opzione invece si va in un regime normale. Più interessante invece è l'articolo 86, che va a regolamentare il regime forfettario delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Quindi se riusciamo a entrare nel sottoinsieme delle associazioni di promozione sociale, l'aliquota del 7% che avevamo visto prima diventa del 3%. Quindi incassiamo 100.000, paghiamo le tasse su 3.000. Inoltre, molto più interessante, intanto è un regime che naturalmente si applica alle attività commerciali svolte da questi enti, e per le attività non commerciali non c'è nessuna imponibilità, e inoltre per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, contrariamente agli altri enti del terzo settore, c'è una presunzione di essere ente non commerciale anche se non c'è quella prevalenza di attività non commerciale rispetto a quella commerciale. Quindi non dobbiamo star lì a vedere col bilancino se la nostra attività commerciale va oltre. Abbiamo visto appunto il reddito imponibile per le organizzazioni di volontariato sarebbe l'1% dei ricavi commerciali e quelli per le associazioni di promozione sociale il 3% dei ricavi. È una normativa molto agevolativa, come potete vedere. Inoltre esonero dagli obblighi contabili con l'unico obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per le attività di tipo commerciale. Si presenta la dichiarazione dei redditi e si paga l'imposta su quel 3% che abbiamo detto prima. Altra cosa molto interessante è l'esonero dall'obbligo di effettuare le ritenute sulle prestazioni. In questo momento cosa accade? Faccio un esempio. Voi andate da un avvocato, l'avvocato vi fa una consulenza, poi vi emette una parcella. Nella parcella c'è la ritenuta d'acconto che voi, come sostituti d'imposta, associazioni sostituti d'imposta, versate all'erario, oppure l'avvocato se la versa da solo, ma comunque è come se le versaste voi. Questo vi obbliga l'anno successivo a presentare il 770, il modello 770, in quanto voi siete sostituti d'imposta. Allora venite da me, che sono commercialista, e mi fate fare il vostro modello 770. Io lo faccio, vi faccio la parcella e vi faccio la ritenuta d'acconto. Da quel momento in poi, per tutta la vita, dovrete fare il 770 per la ritenuta d'acconto del 770 precedente. È una follia. Finalmente, dopo anni, se ne sono accorti e hanno detto che le associazioni non hanno più l'obbligo di essere sostituti d'imposta, quindi non si fanno più le ritenute, grazie a Dio. È finita sta catena di Sant'Antonio, che a me avrà portato anche qualche 770 in più, ma guardate, me lo evito veramente volentieri. Bisogna comunque fare la dichiarazione dei redditi e quindi venite lo stesso, e quindi a me va bene lo stesso. IVA. Abbiamo detto che gli enti del terzo settore che non hanno la possibilità di entrare nel sottoinsieme delle associazioni di promozione sociale vanno in un regime IVA per le attività commerciali, in un regime IVA normale. Bene, per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale invece sostanzialmente si è fuori dal campo IVA, non si esercita la rivalsa IVA e naturalmente se uno non applica l'IVA al cliente, chiamiamolo, naturalmente non si può neanche detrarre l'IVA
passiva. Naturalmente, essendo attività fuori campo IVA, si è esonerati dai versamenti e naturalmente si è esonerati dagli altri obblighi legati all'IVA. Voi vedete come il rientrare in quel sottoinsieme dell'associazione di promozione sociale diventa veramente importante, sia per un minore sborso di imposte, che magari non sono molte neanche per gli enti del terzo settore, però comportano un aggravio anche burocratico e amministrativo. Quindi è molto importante rientrare. In questo caso, contrariamente all'articolo 80, non so qual è la ratio del legislatore, ma per l'articolo 80 bisogna fare una scelta, invece qua la scelta bisogna fare per non applicare l'86. Cioè l'associazione di promozione sociale va direttamente in questo regime forfettario, per rinunciarvi bisogna optarlo, ma naturalmente è molto conveniente, quindi difficilmente si andrà a optare. Nel momento in cui si superano i 130.000 euro di ricavi, si esce dal regime agevolato e sostanzialmente si va in un regime normale. I libri sociali obbligatori previsti dal codice in qualche modo sono abbastanza familiari, sono quello che veniva chiamato il libro socio, adesso si chiama il libro degli associati o aderenti, il libro dei verbali delle assemblee, che adesso si chiama il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, e il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo, organo di controllo, insomma quello che era il verbale del consiglio direttivo. Niente di nuovo, almeno da questo punto di vista. Per chi è in regime forfettario articolo 80, quindi gli enti del terzo settore, invece bisogna, proprio perché da un punto di vista IVA non ci sono particolari agevolazioni, bisogna avere il libro delle fatture emesse. Parlo di quell'aggravio amministrativo di cui parlavo prima, più che gli aspetti economici, probabilmente sono gli aspetti burocratici che infastidiscono. Libro fatture emesse articolo 23, libro degli acquisti articolo 25 e ogni libro obbligatorio ai fini della normativa IVA. Invece, come vedete, per le associazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale c'è l'esonero degli obblighi di registrazione contabile. Quindi è bene fare lo sforzo per andarli dentro. Una delle grandi rivoluzioni, l'ho detto in premessa, del codice del terzo settore è che mentre prima si era enti non commerciali o enti commerciali, la differenza era questa, adesso all'interno degli enti del terzo settore, quindi nel grande alveo delle associazioni che si occupano di sociale, ci possono essere anche gli enti del terzo settore commerciali, cioè sostanzialmente quelli che hanno una preminenza di attività commerciale, seppure svolgano attività anche di interesse generale. Naturalmente ai fini tributari questi enti del terzo settore dovranno regolarizzarsi secondo le norme degli enti commerciali, cioè escono sostanzialmente dall'articolo 80 dell'agevolazione. Per l'articolo 87 ci dice invece cosa si deve fare per quali scritture contabili tenere. Le scritture contabili da tenere sono sostanzialmente il libro giornale, cioè un elenco riepilogativo e sistematico delle entrate e delle uscite, e un libro degli inventari, che non è altro che un libro dove vengono raccolti ogni anno i bilanci dell'associazione. Vado oltre. Io so che è assolutamente pesante tutta questa cosa qua. Abbiamo parlato di un nuovo approccio fiscale
in materia di imposte dirette e di IVA. In realtà il codice del terzo settore poi introduce anche tutta una serie di agevolazioni relative a altre molteplici imposte, che sono, ma tutte queste, anche queste sono rinviate sostanzialmente all'iscrizione al registro unico che deve essere ancora istituito, tranne per chi è già all'interno dei registri delle APS, delle ODV e delle ONLUS. Imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo, IMU, TASI, tributi locali, IRAP, imposta degli intrattenimenti, tasse sulle concessioni governative. Tutte queste hanno dei risvolti agevolativi all'interno del nuovo codice, però non sto a tediarvi su ogni singolo provvedimento perché ovviamente non basta la serata. È importante, e con questo chiudo, l'ho già accennato prima, è cambiato invece dal 1° gennaio 2018 tutto il regime delle detrazioni e deduzioni di imposta per le liberalità, per le donazioni fatte alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale già iscritte ai registri. Viene ampliata la normativa dei benefici fiscali a chi dona dei soldi a questi istituti. In pratica sono state cancellate tutte le normative precedenti a riguardo e sono state introdotte due disposizioni. La prima, che prevede una detrazione IRPEF pari al 30% delle erogazioni con un tetto massimo di 30.000 annui. Quindi sostanzialmente chi dona a un'associazione iscritta ai vecchi registri ancora fino a 30.000 annui può detrarre il 30% di quanto ha donato dalle proprie imposte annuali. Oppure l'alternativa, che è un'alternativa per le persone fisiche ed è un obbligo per le persone giuridiche, invece di detrarre il 30% dall'IRPEF, di dedurre l'intera liberalità, l'intera donazione dal reddito complessivo, nel limite del 10% del dichiarato. Quindi io dichiaro un reddito di 100.000, posso fino a 10.000 portarlo a spese, portarlo in deduzione se quei 10.000 li cedo a una ONLUS, una APS o un'organizzazione di volontariato. Naturalmente la convenienza dipende molto dalla propria aliquota fiscale e da quanto, mentre da una parte il tetto è 30.000 è fisso, dall'altra parte, essendo una percentuale del reddito, dipende dal tuo reddito sostanzialmente. Quindi se uno ha 1 milione e può detrarre il 10%, è sicuramente più dei 30.000 nell'altra ipotesi, quindi bisogna fare due conti per vedere cosa conviene. Considerate che il codice del terzo settore sono 110, 111, 112, non mi ricordo esattamente articoli, è un libro praticamente, è molto complesso. Quanto vi ho detto tocca, e anche non in maniera esaustiva, soltanto le cose che possono riguardare le vostre associazioni, e una delle problematiche grosse è proprio questa, è diventata veramente una materia da specialisti. Sembra che sia il classico Cicero pro domo sua, cioè un'auto, ma temo che sarà necessario farsi assistere da dei professionisti per gestire queste situazioni, quantomeno in fase di impostazione. Poi, una volta impostate le cose, se il professionista è in gamba, dovrebbe darvi anche gli strumenti per procedere con le vostre gambine. Naturalmente gambine fragili e tremolanti, quindi il professionista è bene averlo sempre a portata di telefono, però insomma se
non avete delle enormi organizzazioni, credo che potreste anche farcela quasi da soli. D'altra parte, e qua faccio lo spot, l'Axe esiste anche per questo, per darvi una mano. Io ho parlato da commercialista, adesso mi tolgo gli occhiali e parlo da presidente dell'Axe. Sicuramente nei limiti di una informazione, di un'assistenza, di indirizzo, ovviamente non è che l'Axe si mette a farvi la contabilità piuttosto che le dichiarazioni piuttosto che altro, ma su una consulenza di indirizzo, in special modo attraverso il SINAPE con il quale siamo convenzionati, credo che sarà modo per darvi appunto dei suggerimenti, degli indirizzi, e ripeto, almeno inizialmente l'impostazione iniziale è fondamentale per avere un indirizzo chiaro di come muoversi. Grazie.